Ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News. Stiamo per andare in diretta nella nostra prossima intervista per fare il punto su Banca Carige, la banca del territorio ligure, la principale banca ligure, e i piani di sviluppo che ha Banca Carige per il territorio, il suo tessuto, soprattutto delle piccole e delle medie imprese. Faremo questo punto insieme a Gianluca Guaitani, il nostro ospite, si dice CCO, che è la sigla che sta per Chief Commercial Officer, che è il responsabile commerciale, potremmo dire, della banca per tradurlo in termini più italiani. In 7 minuti di intervista cercheremo di capire qual è il piano di Carige sia per quanto riguarda le piccole e le medie imprese, quindi il tessuto commerciale del territorio, sia anche per quanto riguarda i privati, perché la D Fiorentino ha detto torniamo a fare la banca del territorio, vedremo in che modo. Tra 10 secondi siamo anche in diretta via radio, potete seguirci sui 92,9. 4.000 euro da un cliente, 10.000 euro da un cassiere. In corso le indagini per risalire agli autori del colpo. Il nuovo corso della principale banca ligure, Banca Carige, è stato riassunto nelle settimane scorse dall'amministratore delegato Paolo Fiorentino. Torniamo a fare la banca del territorio. Come può e come vuole Carige tornare ad essere banca del territorio lo chiediamo al nostro ospite Gianluca Guaitani, CCO di Carige, ovvero il responsabile commerciale dell'istituto bancario ligure. Ben ritrovato su Babboleo News. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. L'ultimo prodotto che Carige ha lanciato per le aziende del territorio si chiama Per la Liguria, uno strumento finanziario che si pone quale obiettivo? Per la Liguria è lo strumento legato a un accordo. In realtà non sono gli strumenti dal nostro punto di vista che danno soluzioni, ma sono molto di più gli accordi, quindi la capacità di lavorare con gli attori del territorio e insieme fare per... In questo caso parliamo di Rete FI di Liguria, si aggiunge a un accordo recente fatto con Confart. L'obiettivo è lavorare insieme per le aziende medio-piccole del territorio, quindi appoggiarci a garanzie consortili, a garanzie che vengono offerte dal sistema per riuscire a dare maggiore credito alle aziende che sono il core business della nostra attività. Ricordiamo, lo diceva nella presentazione, noi ci riproponiamo come cassa di risparmio, quindi una focalizzazione molto molto precisa verso la piccola e media industria, verso gli artigiani, verso i professionisti. Quindi per assisterli al meglio questi accordi che ci portano su un'ampia gamma di prodotti finanziari, quindi sostanzialmente ogni tipo di linea di fido può essere in questo accordo, con agevolazioni sia in termini di facilità d'accesso al credito che evidentemente anche in termini di prezzi gestiti in maniera concorrenziale ma comunque favorevoli. Ci sono 50 milioni di euro sul banco che ci mette Carige. Non avete un particolare riferimento? Possono essere tutte le piccole e medie imprese in diversi ambiti che possono usufruire di questo fondo? Assolutamente sì. Sì, l'unico limite, lo dice lo slogan stesso, per la Liguria è la territorialità. Però non abbiamo voluto dare limiti di altro tipo, quindi indipendentemente dal settore cerchiamo insieme ai nostri partner evidentemente aziende, iniziative di valido sostegno, quindi comunque meritevoli, ma non diamo limiti né a settori né sostanzialmente a dimensioni, anche perché partiamo da piccolissimi tagli da 10.000 euro a salire, quindi possiamo davvero assistere qualsiasi richiesta. Avete già avuto un primo riscontro delle piccole e medie imprese che si sono fatte avanti per usufruire di questo prodotto finanziario? Sì, non solo di questo specifico accordo, ma in generale dall'inizio dell'anno per via di diverse iniziative. Prima abbiamo citato Confart Liguria e Rete FI di Liguria, ma abbiamo fatto accordi, abbiamo rinnovato accordi con associazioni industriali, CNA, l'Unione Provinciale Albergatori ad esempio di Savona, Federalberghi. Abbiamo rilanciato molti accordi. In virtù di tantissimi accordi si sta rivedendo in maniera concreta un interesse di molti e quindi diverse operazioni. L'inizio dell'anno è stato un anno che ha registrato anche nei numeri, e parliamo quindi di affidamenti alle imprese, un significativo incremento. Quindi crediamo frutto di tutta l'azione che abbiamo svolto insieme.
Su Babbo Leo News siamo in compagnia di Gianluca Guaitani, responsabile commerciale di Banca Carige, per cercare di capire il nuovo corso di Banca Carige che vuole tornare a essere la banca del territorio. Significa, provo a tradurla forse in modo grossolano, più attenzione ai piccoli del territorio e meno ai grandi? Ma forse si rende meglio l'idea di che cosa intendiamo banca del territorio raccontando quello che abbiamo fatto recentemente. Negli ultimi mesi del 2017 noi abbiamo profondamente rivisto la nostra organizzazione territoriale e la nostra rete, il nostro approccio commerciale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rimesso al centro di tutto il direttore della filiale. Il direttore del filiale, il nostro amministratore delegato, spesso parla di re del territorio, imprenditore del territorio, che agisce per l'azienda verso il cliente, per il cliente. Per farlo ha bisogno di leve, quindi gli abbiamo restituito le leve creditizie, gli abbiamo dato autonomie evidentemente anche per le deroghe di prezzo e in questo modo l'abbiamo rimesso al centro del territorio. Questo consente molte cose, innanzitutto di andare oltre ai meri numeri, che hanno comunque una valenza, ma che non possono essere evidentemente esemplificativi di tutto. Ci sono le persone e più le persone riescono ad essere vicine, più il decisore è vicino al cliente, più noi siamo convinti si possa essere vicini al territorio. In più, velocità. Avere il direttore che, stiamo parlando nella sola Liguria di circa 200 sportelli, in tutta Italia oltre 500 sportelli, quindi un esercito di persone che possono rappresentare la banca vicino al cliente ci permette di essere anche veloci, quindi dare risposte in pochi giorni, risposte che noi contiamo siano il più spesso possibile positive, ma anche eventualmente un no dato bene, motivato e chiarito in tempi rapidi è comunque una risposta a un bisogno, è comunque una soluzione. Ribadisco, noi agiamo per fare business, quindi l'obiettivo è quello di dire sì, però questo è Banca del Territorio per noi, una cosa se vuole un po' semplice, un po' anche un ritorno alla tradizione. Noi non abbiamo chiaro ciò che possiamo fare e puntiamo su questo per fare bene, senza andare evidentemente a emulare modelli che sono più legati a big data, algoritmi e altre cose che non ci appartengono come cassa di risparmio. Abbiamo parlato di Banca del Territorio per quanto riguarda soprattutto piccole e medie imprese, associazioni di categoria. Per quanto riguarda il singolo cittadino, Banca Carige vuole tornare anche ad esempio a dare credito con mutui, prestiti, quegli finanziamenti necessari per avviare una piccola impresa, soprattutto al singolo cittadino che magari vuole anche sfruttare l'occasione dei tassi convenienti per quanto riguarda acquistare la prima casa, ma poi magari dalle grandi banche si sente piccolo perché le sue capacità, magari è un lavoratore atipico, non ha chi l'ascolta, mentre se una banca di ascolto del territorio può dare anche delle risposte al singolo cittadino. Assolutamente sì. Famiglie e privati sono un altro target d'elezione per Banca Carige evidentemente. Sui mutui in particolare abbiamo voluto da alcuni mesi in qua essere assolutamente molto presenti, abbiamo un'offerta tra le migliori per alcuni versi e su alcuni specifici prodotti direi ancora oggi la migliore del mercato. E lo facciamo proprio perché crediamo che sia un prodotto, che sia un mezzo per arrivare a un bisogno fondamentale. Il bisogno della casa è un bisogno estremo e noi vogliamo essere la banca che accompagna i nostri clienti nell'acquisto del mutuo, nel cambio casa, nella ristrutturazione. È assolutamente importante. C'è l'ascolto per capire le capacità di reddito, per indirizzare. Recentissimamente abbiamo lanciato e sarà operativo nei nostri sportelli da qui a pochissime settimane una nuova iniziativa, si chiama per intenderci voucher mutuo, è un'operazione che ci permette di deliberare prima ancora della scelta della casa il mutuo scelto dal cliente, quindi non solo dopo aver scelto la casa cercare il mutuo, ma anche avvicinarsi a Carige per decidere insieme quello che può essere il mutuo più corretto per poi andare a cercarsi con la certezza di avere un sostegno finanziario da parte della banca la casa ideale. È molto importante. Toccava prima il tema delle piccole attività, assolutamente sì, il commercio innanzitutto, l'artigianato a seguire, ma sono tutti è il nostro DNA. Se poi guarda la nostra presenza sul territorio, noi siamo dove sono i negozi di Genova, noi siamo dove sono gli opifici, noi siamo dove sono le botteghe artigiane
ed è lì che dobbiamo agire per essere protagonisti nuovamente. Un'ultima battuta, perché magari qualcuno ascoltandola dice sì, tante buone iniziative da Carige, ma ho paura, ho letto che nei giorni dell'aumento di capitale ci sono stati dei problemi, non so se fidarmi, Banca Carige è un interlocutore affidabile, non è che poi io vado lì e succedono dei problemi. Insomma, c'è qualche tabù anche da sfatare e qualche rassicurazione da dare ai potenziali clienti, perché oggi possono venire in Banca Carige tranquilli i liguri? Beh, il progetto che ha Carige è un progetto molto concreto e molto chiaro, del quale peraltro abbiamo parlato in parte oggi. Lo facciamo grazie a un rafforzamento patrimoniale che è culminato l'anno scorso con l'aumento di capitale molto molto significativo, quindi sì, possono affidarsi a noi senza dubbio, ma ancora di più che credere alle mie parole, entrate nelle nostre agenzie. Cioè, io penso che poi la differenza la facciano sicuramente le persone che ogni giorno in Carige lavorano e sono delle grandi persone che hanno un'attenzione al cliente molto molto forte, sanno di avere una banca forte alle spalle, nuovamente devo dire, e sanno di avere leve per poter gestire i bisogni dei clienti in maniera concreta. Quindi l'invito è la cosa più concreta che posso fare: entrate nelle nostre agenzie con fiducia, affidatevi alle persone e dialogate con loro. Questo è il nostro miglior biglietto da visita. Grazie per essere stato con noi a Gianluca Guaitani. Grazie a voi. Matteo Agnoletto, Babboleo News, cosa succede in Liguria? Ok, perfetto, salutiamo chi ci ha seguito in video. Sembra che Il nostro supporter. si stia salutando al